Il virus è mutato, è meno aggressivo, anzi no, è più contagioso. Ci sarà o meno una seconda ondata? Interrogativi, affermazioni che si contraddicono. La guerra tra virologi e biologi ha ormai le stesse caratteristiche di uno scontro tra diverse fazioni come Guelfi e Ghibellini. Nel dibattito di questi mesi di emergenza sanitaria si inserisce lo studio di un gruppo di ricercatori delle università di Padova e Venezia e dei Politecnici di Milano e Losanna, coordinati dal professore di ingegneria dell'Università di Padova Andrea Rinaldo. La rivista scientifica Nature ha pubblicato il loro modello matematico che, basandosi sui dati raccolti durante il lockdown e nei mesi delle riaperture, permette di sapere come tenere sotto controllo l'epidemia e conoscere il numero reale degli infetti. È evidente che quelli più esposti sono quelli che ritengono di essere immortali, no? Sono i giovani che sono meno attenti, eccetera. Allora noi riusciamo a fare, sulla base delle notizie che arrivano, diamo una stima di quanto è stata l'aumento nella trasmissione del virus complessivo, regione per regione, nodo per nodo, come vuole. Sto semplificando naturalmente, però l'aumento locale che noi abbiamo nella trasmissione del virus. Su questa base sono in grado di predire quanti sono gli isolamenti che io devo accertarmi con il tracciamento dei contatti primario, secondario o terziari, perché la curva torni a essere quella di prima senza chiudere di nuovo. I dati delle persone ospedalizzate, spiega il professor Rinaldo, sono solo la punta dell'iceberg. Il grosso dei contagi è provocato dagli asintomatici. Grazie al modello matematico non si fanno previsioni ma si delineano scenari e così si è stabilito che è necessario un isolamento quotidiano del 5,5% degli infetti per mantenere il tasso di trasmissione sotto il 40%, considerata la soglia critica. Ci rendiamo conto che sta cambiando la curva rispetto al decorso che avrebbe avuto se noi avessimo continuato a mantenere il lockdown. Questo non può che essere legato ai nuovi costumi, ai dispositivi di protezione personale, alla disciplina che si ha nell'osservare quelle regole. Per contrastare il virus serve mantenere disciplina e senso civico, quello dimostrato durante il lockdown. Fondamentale l'uso della mascherina, senza dubbio anche a scuola, dice Rinaldo, intervenendo sul tema caldo di queste settimane che precedono la riapertura delle scuole. La mascherina va messa, i dispositivi di protezione personale vanno usati, non sappiamo nulla di questo. Bisogna essere cretini per non mettersi la mascherina, non proteggersi sempre. A scuola, le scuole non va fermata l'attività, ma va fatta un'attenzione speciale all'igiene personale, alla protezione personale. E anche ai bambini bisogna insegnare questo, non c'è da spaventarsi. Questa è una roba che va fatta.